donna molto fedele, pia, andata sempre a messa, molto credente, ma sin da piccola ha avuto sempre il desiderio di porre una domanda a Gesù Cristo, così che un bel dì, una domenica, fa uscire tutti dalla chiesa perché era timida e si mette davanti al crocifisso e gli fa: Gesù, posso farti una domanda? E gli risponde Gesù. Vediamo che pagina è. Pagina 16, questo in italiano, siete salvi voi? No. Allora questo è già in italiano, quindi ce l'ha capito. Nessuno è perfetto. Gesù risponde: un dì una pia donna si reca in chiesa e orante con punta ascolta la messa. Alla fin d'essa, volendo trovare finalmente un'esauriente risposta a una domanda che da assai se posta, si volge al crocifisso che tremare par lì dov'è la sua figura espressa e gli chiede senza timor d'offesa: già che verso verità son protesa, dimmi, perché non ti sei mai sposato? Col ciglio aggrottato e dal rugo atroce, Gesù alla santa risponde: una croce nella quale sono 2 millenni inchiodato, non ti basta, non ti fa già un'impresa? Uomo donna che abitano al 5° piano, ma l'uomo, il marito della donna, è talmente stanco, talmente avvilito, perché la moglie pare che sia una pia, che apre la porta del balcone e vuol buttarsi giù, no? E gli fa: basta, non ti sopporto più, basta, la smetto, la faccio finita, mi butto. La moglie, che sa che il marito non è così tanto coraggioso, fa finta di nulla e gli risponde: fai. Ma quello insiste. Come sarebbe a dire: non ti sopporto più, sono stanco di essere il tuo servo, mi tratti male come una scarpa vecchia, basta, mi butto giù. Allora fa la moglie, va, prende la busta dell'immondezza, gliela consegna e visto che stai scendendo, portati via anche l'immondezza.